Incredibile signori, lui che lavora ma viene intervistato signori, incredibile, e infatti salve il microfono, guarda. Salve. Io lo passo subito. Grazie. Ma le ragazze... Allora Domenico, il nostro Domenico è sempre qui, sempre che scherza, ma non dovete con le essere belle mai ragazze. così, dai. Ma dai, ma Ragazzi, dai, almeno finisci il discorso. non ce ne vuoi. Allora, passo il microfono a Domenico così No, Domenico perché? fa l'intervista. La ragazza timida? La ragazza timida, dai. Ed eccoci qua ragazzi, finisce così la serata praticamente di Déjà Vu. Vi ricordo sempre, ci vediamo fra un po' al Batida, per cui non mancate assolutamente. Allora il pubblico mazzarese sta arrivando adesso alle 3:15, vi rendete conto ragazzi? Ma insomma è possibile mai che noi da mezzanotte che siamo qua e aspettiamo il pubblico mazzarese? Io direi Alberto di creare una campagna, fare una campagna per risolvere questo problema, perché noi gestori siamo veramente stroncati dal fatto che arrivano tardi e poi come facciamo? Mica possiamo rimanere aperti fino alle 7 del mattino. E certo, non è si può fare sempre questa vita, settimana per settimana, ad aspettare ragazzi che vengono in discoteca alle 3:15, ragazzi. Ma scherziamo, dai, piena. Non è possibile. È impossibile fare questa vita, dai. Venite un po' più presto in discoteca, non so, mezzanotte e mezzo, massimo l'una, dai. L'una e mezzo massimo, ma no alle 3, ragazzi, dai. Smettiamo. No, anche io sono d'accordo. E tu Piera? Sono d'accordo. Pure, siamo tutti d'accordo praticamente. Questo argomento, perché non... Esatto, ragazzi, vi ricordiamo per l'ennesima volta di venire in discoteca molto più presto. In discoteca si ci va a mezzanotte e mezzo, mezzanotte e mezzo, ma non alle 3, ragazzi.